e cadiamo come petali. Piangere è già sentirsi invisibili ed ogni volta un po' più liberi da questa realtà. Che come un cerchio nell'acqua si perde nel mare. Tutta la vita è dietro di me, è un amore che fa venire i brividi e che ci rende nostalgici, simili ai versi di una poesia e a qualsiasi pazzia. Oh no, come un cerchio nell'acqua si perde nel mare. Tutta la vita è dietro di me, è un amore che fa venire i brividi e che ci rende nostalgici e non ha mai parole né pietà, non affonda e non ha limiti. Vivere non resta altro da fare, sai, che camminare, non fermarsi mai, tanto di strada ce n'è, c'è tutto il mondo, fuori e dentro di me. Bravissima, bravissima Alice Pedol, la musica di Angela, vincitrice del concorso Le Notte del Cuore. Quanti anni hai, Alice? 18. Mamma mia, rigorosamente dal vivo questi ragazzi tutti i lunedì, guardate, sono veramente bravi, complimenti. Cosa vuol dire vincere un concorso canoro? È molto emozionante, anche perché sono riuscita a vincerlo con la mia canzone, la mia prima canzone. Perciò una cosa proprio emozionante. Bravissima, Sì, bravissima grazie. Alice, e noi adesso dobbiamo partire in un altro posto. E dove andiamo? Sempre a Rete Veneta, sempre Antenna 3, sempre Media Nord-Est, con l'assegno qui da noi. Andiamo. Sì, ma non mi danno la possibilità di dire delle cose. Oggi c'è Elide. Elide è una signora diversamente giovane, io la chiamo la mia principessa, che aveva bisogno di essere aiutata. Diversi anni che viene il Banco Solidale, ma soprattutto il coraggio di chiedere. Ecco, io volevo farvela conoscere, indipendentemente dall'aiuto che daremo, perché ha bisogno, non ce la fa, e adesso ve la presento. Ecco qua la mia principessa. Ciao Elide. Ciao Grazie Mirella. per essere qui. Allora spieghiamo chi è Elide e cosa è successo nella tua vita, perché Elide stava veramente bene, era sposata. Dalle stelle alle stalle. Raccontaci un po', Elide. Allora, io ho avuto una vita veramente meravigliosa per diversi anni. Sono sempre stata un'imprenditrice, prima che mi sposassi con il secondo marito, poi purtroppo il Signore ha voluto che lui morisse, sì che aveva dei figli che non mi hanno permesso di mandare avanti la fabbrica. Quindi io mi sono trovata praticamente senza
stipendio senza niente. Ho dovuto abbandonare la casa, sono andata a abitare a Visnadello e Visnadello purtroppo ha preso fuoco l'appartamento e sono rimasta ancora peggio, in braghe proprio di tela, il che avevo una roulotte in campeggio a Rovigno e ho dovuto prendere i mobili che avevo dentro perché non avevo più niente. Ho una pensione misera di 500 euro, non mi sono vergognata di andare al Banco Solidale a chiedere aiuto e io penso che tutte le persone potrebbero non vergognarsi. Ecco. Allora Elide, una cosa importante che hai detto, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Anche persone che, come dici tu, stavano bene, avevano una vita tranquilla e felice anche economicamente, poi all'improvviso succedono queste tragedie, queste disgrazie che, come hai detto tu, dalle stelle alle stalle. Una cosa che io ammiro sempre di Elide, che viene sempre preparata come piace alla Mirella, d'estate poi ha delle acconciature molto belle, io gli faccio sempre i complimenti, sempre truccata, perché è giusto che sia così. Lei non deve cambiare la sua personalità perché non ha più la possibilità di fare questo, che noi abbiamo anche la fortuna di dare anche i cosmetici, di dare quello che serve perché una donna si senta donna anche esteriormente. Quanto importante è sentirsi a posto? Certo, sentirsi a posto, truccate un pochino, è molto, cioè ti senti più forte, hai più voglia di andare avanti, di vivere. Io so che anche recentemente hai avuto un momento proprio di defiance, ti ho visto molto provata, soprattutto perché ti avevano ritirato la patente per motivi anche di salute che avevi e questo ti faceva impazzire, non riuscire più a venire al mercoledì a fare la spesa, essere un po' autonoma. Cosa vuoi dire, Elide, di questi momenti che per fortuna sono passati? Guarda, essere senza patente per me è stata una tragedia è stata, perché aver bisogno proprio di tutti che ti vengano a portare a fare la spesa, portare a prendere le medicine, portare in ospedale, fare le visite, eccetera. Chiedere aiuto è stata veramente una tragedia. Io spero che mi ritorni ancora, perché ascolta Elide, è stata più brutta allora secondo te questa esperienza di non avere la patente che non avvicinarsi al Banco Solidale? Sì, essere senza patente è stato veramente terribile. Comunque avvicinarsi al Banco Solidale io sinceramente mi trovo bene, trovo anche delle amicizie. Avete sentito? Ascolta principessa, cosa vuol dire per te Banco Solidale? Indipendentemente della spesa, come hai detto tu, dei vestiti, di tutto quello che noi viviamo, ma fare amicizia, quanto importante è non sentirsi soli? È importantissimo, perché essere soli, guarda, è una cosa veramente, è una tragedia. Non posso immaginare proprio, la solitudine è una delle peggiori, non so neanche io come spiegarmi. Non si può spiegare la solitudine, no. Principessa? No. Allora noi invece ti esprimiamo un'altra cosa importante, ti esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza con questo assegno che ti diamo. Grazie. Che riuscirà a farti respirare un pochino. Certo, ecco. Vi ringrazio tanto, ma veramente non mi aspettavo una cosa del genere dal Banco Solidale. Cosa vuoi dire a questa grande famiglia che aiuta noi a dare questi contributi a voi? È una cosa, non si può neanche descrivere, è una cosa grandissima. Allora di un grazie a loro che se lo meritano. Grazie a tutti. E anch'io vi ringrazio, vi saluto e anche questa settimana abbiamo fatto un'azione buona. Ciao! Sì, sono i nostri anziani, gli anziani che noi a tutti i costi dobbiamo aiutare, perché diventeremo tutti anziani e dobbiamo diventarlo in maniera serena, nonostante le difficoltà della vita. Mara Basso, vedendo questo assegno, questa mia principessa, come la chiamo io,
perché per lei è proprio una principessa. Cosa ti viene da dire? Cosa è successo nella tua vita, Mara? Ma niente di particolare, a un certo punto mi sono trovata da sola con un bambino con delle difficoltà, ho incontrato delle difficoltà. Non mi piace chiedere alla gente, non mi piace andare in giro, oppure io sono una tipa molto solare, molto attiva e molto carica e anche molto, molto forte. Io non mi arrendo mai. Brava. E non mi vergogno nemmeno essere venuta qua da te, perché venire da te trovi una famiglia, trovi delle persone che ti accolgono, stai veramente bene. Ecco, questo passo, come diceva Elide, non è vergognarsi chiedere aiuto, perché nel momento che qualcuno è in difficoltà... Ma ti devi vergognare di ben altro, no di chiedere aiuto, assolutamente no. Sono le persone... ci sono persone in giro che non lo chiedono, che si lasciano, non lo so, trasportare in altri, come ti posso dire, cercano qualcos'altro, ma io no. Se ho altri rifugi. Altri rifugi, bravissima. Ascolta Mara, però io so una cosa che ti ha spinto tanto a venire qui da noi, anche tuo figlio, questo amore enorme per questo ragazzino che io ho conosciuto, è bellissimo, terribile, vivacissimo, ma bellissimo. Ecco, sapere che qualcuno risponderà a queste tue piccole esigenze che hai, ma soprattutto per tuo figlio. Ecco, pensate cosa fa una mamma pur di riuscire a dare qualcosa al figlio. Eh sì, guarda, Alessandro è il mio grande amore, è l'amore della mia vita, non posso lasciarlo senza le cose che lui ne ha bisogno. Pensato anche il giorno di Natale. Ecco, pensate. Allora, dottoressa Marinelli, noi abbiamo sentito questa signora che diceva il trucco che parlavamo prima, ti fa anche questa voglia di andare avanti, di aiutarci, perciò è fondamentale anche esteticamente sentirsi a posto, anche se uno è un anziano. Anche lei riscontra questo negli anziani che si rivolgono a lei? Sì, generalmente sì, ovviamente un aspetto più presente nelle persone di una fascia di età inferiore, però anche la persona anziana ha diritto alla sua dignità, al suo decoro, per cui è sempre più importante anche in ambito oncologico l'aspetto estetico. In molti staff esiste la figura di una persona competente che effettua il camouflage, cioè cercare di andare in qualche maniera a mascherare quelli che sono gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici e quindi con un make-up adeguato rendere più presentabile possibile anche una persona che è provata dalle cure oncologiche. Dottor Gava, sentendo queste parole, dove potremmo aiutare ancora perché questo reparto cresca ancora di più, migliori sempre di più, perché le esigenze, come avete capito, sono tantissime? Ma in effetti noi abbiamo raggiunto questo livello di aggiornamento tecnologico che aumenterà ancora, ne parlavo col direttore generale nei giorni scorsi, quando andremo nella cittadella, perché avremo un quarto bunker e quindi la possibilità di installare anche una nuova macchina di nuova generazione e la sceglieremo tra i top di gamma che ci saranno nel prossimo biennio, quando sarà completata l'opera della cittadella. E quindi io penso che in questo ambito potremo dare, se tu ci inviti, anche un aggiornamento di quella che sarà la situazione. Porte aperte, dottor Gava, proprio problemi, anzi ringrazio perché veramente, e devo dirlo, che con questo direttore generale, il dottor Benazzi, abbiamo veramente le porte aperte. Questo per noi è un grande aiuto, perché possiamo entrare con le nostre telecamere e far vedere queste meravigliose cose, perché sono meravigliose, questi macchinari hanno un'intelligenza virtuale che è una cosa incredibile. Abbiamo visto la macchina radioterapia, la nostra tecnica diceva: dottor Gava, si può vedere qualcosa? E dice no, perché sono dei raggi che non si vedono, perché pensate anche sapere come funzionano è molto importante. Però adesso cosa dite? Andiamo in Marocco. وزرقني فوق طول العراس باقي خلته تاقيه الليله وزرقني فوق العراس زرقني فوق العراس تاقي خلته تاقيه اصلا انا بغينا بيه اصلا انا بغينا بيه اصلا بغينا بيه
Abdallah, commentiamo queste immagini che stiamo vedendo. Cosa ci hai fatto vedere? Queste sono delle foto che esprimono un evento importante dal Marocco che si chiama Moussem Tantan. Moussem Tantan è un evento tipo un festival importante dove ci sono quasi tutte le tribù del Sahara marocchina che si incontrano e che si festeggiano. Ci sono momenti anche di aggregazione, di festa, di musica e anche di scambio di commercio. E normalmente ci sono vendite di cammelli e anche magari qualche sposa che si può appunto portare. Stavo dicendo quante camelle le donne italiane, sono Sì. bellissime, scusate ma è vero, ce lo dicono tutti, perciò tanti cammelli per noi, ma siamo ancora a questo punto. Abdallah, dici la Le verità? donne italiane sono una meraviglia, perciò Ma ci comprate ancora quei cammelli nel 2019, Abdallah? meritano tanti cammelli, nel senso come Sì, che metafora. facciamo passi avanti, ma è dura con voi, eh? Allora, Abdallah, queste feste, questa integrazione che viene fatta, tu hai portato questo bellissimo festival, stiamo commentando, se vuoi commentiamo ancora queste immagini bellissime del Marocco. Qui dove siamo, ad esempio? Qui siamo a Tantan. Tantan. Sarebbe la porta del Sahara, del deserto, quindi una meraviglia. Io invito tutti gli amici italiani. Andiamo con lui così di non spieghiamo andare. niente, noi siamo Sì. schiacciati dalla crisi, perciò andiamo bene con Abdallah. No, ti farò l'invito molto volentieri perché noi con te ci siamo sempre trovati bene. Grazie, grazie anch'io con voi veramente. Ascolta Abdallah, allora tu sei stato il primo a ricevere la cittadinanza italiana dal sindaco Gentilini, e questo la dice lunga, qui stiamo parlando di Lega. Che rapporto hai avuto col sindaco Gentilini per ottenere questa importante cittadinanza? Ma dal 92 era Pensate. sempre un rapporto ironico, che lui dice una cosa, io le rispondo ironicamente e lui mi risponde ironicamente. Addirittura io ho fatto, non so se ti ricordi, ho fatto una poesia su Gentilini. Non me la ricordo, te la ricordi a memoria? Sì, me la ricordo. puoi dire? Dai che la sentiamo. Allora io l'ho fatto durante una manifestazione, siccome Sì. tutti erano un po' incavolati con Gentilini. Perché ti aveva dato la cittadinanza? No, prima questo. Allora io ho detto non sarò il classico a manifestare un po'. E allora ho festeggiato con questa, ho manifestato con questa poesia che diceva: Gentilini, Gentilini, benvenuto a casa dei marocchini. Siamo poverini, ma ti offriamo lo stesso il couscous nel piattini e il tè nel bicchierini. Gentilini, Gentilini, sai, Gentilini, non puoi trattarci come manichini, buttarci nel cestini. Sei il sindaco di tutti i cittadini, fai come Marco Paolini che era dietro di me. Questa è la poesia che lui se la ricorderà sì. perché ci guarda spesso, perciò Gentilini hai sentito, hai avuto anche la poesia dei marocchini. Allora andiamo a vedere il festival italo-marocchino. Abdallah Karzai, bellissima festa, serata, premi. Per lei questo festival cosa vuol dire? Per me è semplice, condividere. Io vedo qui gli italiani che condividono la cosa più semplice, il mangiare, il cibo, una parola. Quindi questo per noi è importante, è importante. Rapporto Marocco-Italia, che rapporti ci sono? Sono rapporti che risalgono da un chilo di zucchero in cambio con un chilo di marmo. Pensate. Quindi da 3000 anni fa con i romani, con i berberi, con gli arabi. E noi non facciamo altro che dobbiamo, come si dice, dare sicurezza a questo rapporto, dobbiamo assicurarlo. Uno scambio importante secondo lei, Karzai? Uno scambio importante ma un po' indietro, perché io da trevigiano, veneto, italiano, mi fa molto soffrire vedere i francesi che hanno più
potere col Marocco, arrabbiare di vedere i spagnoli per primi e noi italiani siamo settimi o l'ottavi, quindi mi arrabbio molto. Perciò bisogna lavorare molto. Bisogna lavorare molto. Grazie, grazie. Vicino a me c'è una bellissima donna. Grazie. Siamo con Ruissam Fatia, la vicepresidente del Festival Italo-Marocchino. Allora, tante donne anche questa sera, bellissime, tante ragazze giovani e molte vestite all'occidentale. Sì. Cosa vuole dire a queste ragazze italiane, perché sono ragazze italiane, che vestono l'occidentale nonostante la cultura rimanga dentro di loro, la cultura Marocco? La cultura veramente l'abbiamo trattata da giovani, da quando nascono questi bambini. Parlo di me e di tanti altri diciamo, paesani che fanno la stessa cosa, li educhiamo all'occidentale però senza perdere le nostre radici, senza perdere la nostra identità. Le origini le teniamo dentro e il rispetto verso l'altro e la convivenza è quello che è importante. Io per vestirmi come il mio paese e rispettare il mio vicino e quando esco il mio vicino mi dice che bello, io vedo il suo vestito e gli dico che bello, per me questo io ho raggiunto l'obiettivo, sì. Veramente questi sono le ragazze, io ad esempio dico il mio caso, mia figlia ormai è sposata, ha sposato un italiano perché si sente più italiana e ha sempre voluto da piccola fare il matrimonio marocchino perché ci tiene a queste tradizioni, a questi vestiti, perché è una usanze sì, sono multicolori, eppure il marito si è adattato. Allora questa è una convivenza, questa vuol dire che ci trattiamo da persone. L'etnia non vuol dire niente, io ti rispetto, tu mi rispetti, ognuno a casa sua. Quando sentiamo però che questi padri che non vogliono che le loro ragazze vestano l'occidentale, addirittura arrivano anche ad uccidere, cosa vuole dire a questi uomini? Questi uomini per me non stanno bene. Di testa? Di testa, per forza di testa, perché né la religione né la cultura, niente di tutto questo dice che dobbiamo obbligare una persona a fare una cosa. Io lascio la scelta, se uno viene coperto è una scelta personale da adulto consapevole di una cosa è un discorso. Io che obbligo un figlio o una figlia, io lo spingo anche a dirmi delle bugie. Può essere che esce fuori, tira via quei vestiti là e si veste di un'altra maniera, torna a casa, torna come è uscito, ma non va bene, allora iniziano le bugie. Avete sentito? Il velo nelle bambine, le bambine con il velo, facciamo fatica a capirlo. A dire la verità neanch'io non lo capisco, perché non sono mai stata velata, nel senso mai stata obbligata a mettere il velo. Ho delle sorelle velate e io che sono la più grande sono così, perché sono scelte. Però è giusto mettere il velo a una bambina, secondo me? No, una bambina deve vivere la sua età, la sua gioventù, bambina deve giocare con gli altri bambini e non sentirsi diversa. Non deve sentirsi diversa, perché quello che quando le bambine si sentono diverse o magari messe al canton, come dicono qua, sul canton, non va bene, gli lavora dentro. Allora qua la psicologia del bambino non va avanti. Si sentono emarginate. Si sentono immaginate, proprio immaginate. La ringrazio di queste parole, perché sono parole importanti, poi detto da una donna del Marocco sono ancora più importanti. Grazie e buona serata. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. Abdallah Kazai, parlato di cammelli, hai sentito cosa ha detto la signora? Commenta. Ormai da uomo non sapete, ma le donne arabe quelle che comandano. Ormai noi abbiamo già messo le cose davanti, sono loro. Sei sicuro? No, sì? Ma di sicuro la donna ha fatto grande evoluzione anche da noi, quindi... Ma all'interno della casa comanda la donna, ma fuori? Ma anche fuori, dai. Sicuro? Sì, ormai c'è
c'è un sviluppo a livello anche della società marocchina, che io parlo per la società marocchina perché è quella dove ho vissuto. C'ho anche il dottor Gava che è stato in Marocco, credo che ha visto donne velate, donne non velate, donne che partecipano nella vita normale in modo a 360 gradi, quindi... Ma senti Abdallah, tu che ti comporti bene, che sei una persona qui a Treviso poi ben voluta da tutti e non solo a Treviso, anche verso il nostro Banco Solidario, vi ricordate quando ero in difficoltà lui mi portava questi cartoni di cibo, di viveri, di derrate alimentari. Quando senti questi marocchini che si comportano male, per carità, non hanno colore, il male non ha colore, ma come vivi tu queste situazioni? È ovvio che è un disagio, un autodisagio più per i marocchini che per gli italiani, e credo che noi, il festival che noi stiamo facendo è anche una educazione verso questo, il fatto che noi non facciamo soltanto le cene, affrontiamo temi anche a livello... Io pregherei la regia di mandare in onda alcune immagini che commenteremo insieme a Abdallah, che così vediamo. Abbiamo fatto anche temi sulla convivenza, temi sulla scuola, temi sull'educazione, temi su... Qui cosa sta succedendo, Abdallah? Qui ci sono giochi dei bambini, i bambini non hanno praticamente PlayStation, cercano di usare tutte le cose, riciclare tutte le cose che hanno. Qui c'è praticamente un gioco di camelle che è più veloce, tipo in Siena. Sì, un paio di Siena. Sì, sì. Anche a noi facciamo questo. Sì, dopo tanti anni, ma dobbiamo ancora interpretarlo ogni tanto. Sì, sì, e anche è vero? Noi facciamo. Qui vedi che anche le donne partecipano e sono anche bambini, questi sono costumi tradizionali vostri, quelli allora? sono costumi di questa zona. Ah, ok. Perché nel deserto normalmente si investono con praticamente delle gandore, vestito lungo e anche con dei veli perché limita le sabbie a entrare nel... Cioè voi vi vestite, noi andiamo al mare e ci spogliamo, cioè forse non abbiamo capito niente noi. Ma anche a noi andiamo al mare. Sì, ma non vi spogliate mica tanto voi rispetto a noi. Ormai ma il caldo si combatte comprendosi, all'altro sei arrivato da poco tu dal Marocco, oppure non comprendosi? Spiegaci un po' perché facciamo fatica a capire. Dipende, perché per noi per esempio il tè caldo, esatto, noi ghiacciato, voi tè caldo. Di setta, quindi si beve molto il tè caldo, si bevono anche altre bevande un po' calde per poter affrontare il caldo. Poi anche noi, essendo che non abbiamo climatisore, ci sono le case che come abbiamo, scusa, il climatisore è un altro clima, ce l'hanno in Marocco questo, poi lo porta qui da noi. Sì. È forte Abdallah. E quindi ci sono anche queste tende che mantengono un po' Ascolta, ma vedendo questi mari, guardate che colori bellissimi, che tradizioni, quanto importante è anche per voi mantenere le tradizioni. Io ho visto quella sera che abbiamo avuto l'onore di essere invitati al festival e poi alla sera a questa meravigliosa cena, abbiamo visto proprio le tradizioni. Sì, normalmente le donne nei matrimoni, nelle feste importanti mettono questo caftano, vestito lungo, bello, colorato, che è praticamente una espressione anche di tradizione locale. Poi gli uomini o mettono la gellaba, che è un vestito lungo, oppure anche un completo normale. E il lavoro com'è? Il Marocco si sta espandendo sempre di più, state vivendo una bella storia. Il Marocco sta facendo un PIL il 4% Sentite? Oggi come oggi, e noi abbiamo anche, l'hanno anche confermato le camere di commercio qui, con l'Italia abbiamo quasi un scambio di 40
9 milioni di esportazione verso il Marocco, quindi questo è anche un dato. Come ti trovi qua nel Veneto? Tu mi hai sempre detto, io mi sono sempre trovato bene. Come dicevo, io ho una visione un po' che non mi abbasso, non mi depresso, cerco sempre di affrontare le cose, perciò quando ci sono delle battute cattive, delle battute intelligenti, quindi anch'io rispondo in modo mio. Ma secondo te il Veneto è chiuso o è aperto? Il Veneto ovviamente, come tutte le altre parti del mondo, quando non ti conoscono cercano un po' di studiarti. È ovvio che anch'io, oggi come oggi, quando vieni ad abitare vicino a me... Me l'ha detto anche qualcuno... il direttore del museo di Sarmede, questo, che è un cileno. Sì. Prima ci studiate, però una volta che avete capito le porte sono aperte. E poi normalmente noi, come anche come persone, credo abbiamo avuto la piazza San Marco. A Venezia abbiamo fatto il festival italo-marocchino dopo. Diluviava? Sì. Dall'Arabia. Prossimo servizio. Con l'avvocato Tocchetto, anche lei Antonella Tocchetto qui questa sera. Cosa vuole dire? Abbiamo sentito da una donna del Marocco dire le bambine velate non vanno assolutamente bene. Beh, anch'io da un certo punto di vista sono d'accordo, però stasera è una sera particolare e mi sarebbe piaciuto ci fosse stato anche il sindaco di Treviso, perché è un bel incontro tra culture, abbiamo imparato tanto, mangiato bene i loro prodotti e si è aperto proprio un dialogo tra Treviso e il Marocco. Io penso che noi dobbiamo ampliare questo dialogo, soprattutto in una realtà che sta sempre più espandendosi, e il Marocco è uno di quegli stati dove c'è una buona democrazia sulla quale noi dobbiamo anche imparare e incentivare anche come dire, un rapporto di collaborazione culturale. Bellissimo il Marocco e bellissima questa serata, speriamo che ce ne siano tante così e voglio andare presto anche in Marocco. Siamo con Leopoldo Bottero. Allora, cosa vuole dire per lei questo festival italo-marocchino? Beh, intanto Abdallah è un grande e riesce a far incontrare italiani e marocchini non sempre nel conflitto, ma proprio nel condividere anche i valori culturali, e ci rappresenta questo popolo, i marocchini, che sono presenti in Italia da primi come immigrati, perché è l'immigrazione più antica, nelle loro espressioni più elevate anche di cultura. Stasera abbiamo visto non solo le canzoni popolari, i vestiti, anche tanta bella gente, e abbiamo scoperto che le donne marocchine raramente si velano. Un'altra cosa che volevo chiederle, un importante festival per i rapporti Italo-Marocco. Cosa vuole dire? Vuol dire che per commerciare bisogna conoscersi, per non avere razzismo bisogna conoscersi e non avere diffidenza, e questo è il più importante momento di incontro strutturato, e non a caso avviene qua in provincia di Treviso e non a caso è organizzato da un trevigiano come Abdallah. Adesso siamo con l'avvocato Lorenza Secoli, anche lei a questa serata importante per rapporti Italia-Marocco. Sì, è molto interessante, è una serata veramente piacevole e interessante da un punto di vista culturale, è bello vedere l'unione di due culture, soprattutto un'integrazione totale tra veramente due spiriti, secondo me, che si incontrano, lo spirito marocchino, lo spirito italiano, e tutti insieme a ballare. E con queste parole noi vi salutiamo e salutiamo tutti questi ospiti meravigliosi e questa bellissima festa. Ciao! Avete visto, abbiamo chiuso anche col nostro Leopoldo Bottero, che a questo punto facciamo il punto. Buonasera a tutti, ciao Abdallah, anzi salam alaikum, so che sei in trasmissione. Volevo ringraziarti per aver organizzato il festival
culturale Italia-Marocco, che ha portato qui da noi tutta una serie di realtà culturali marocchine che altrimenti non avremmo mai conosciuto. C'è da dire che quando ci sono degli emigranti in un paese non sempre questi sono delle persone di elevata cultura, tante volte sono persone modeste che vengono per lavorare e basta, e quindi difficilmente riescono a rappresentare la cultura del proprio paese nel paese ospite. A volte, come nel caso dei marocchini, gli resta quasi solo la religione, insomma. E a proposito, buon mese di Ramadan, visto che è questo il mese nel quale i musulmani pregano e riflettono, e speriamo che porti bene, insomma, che porti a una maggiore e migliore convivenza. Ho detto bene questo festival perché permette a molte persone che non ne avevano avuto l'occasione di conoscere le realtà di questo grande paese che è il Marocco, un paese in grande sviluppo, un paese col quale, si voglia o non si voglia, abbiamo un sacco di legami proprio personali, perché ci sono centinaia di migliaia di suoi cittadini che ormai sono cittadini italiani, e l'iniziativa di Abdallah, tra tutti i grandi errori che fa, le cose sbagliate che poi ne parliamo, questa è veramente una bella iniziativa. Io devo ringraziarti, Abdallah, per averla pensata e portata avanti, e so che non è stato facile. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera Leopoldo Bottero, con questo punto importante cosa dire? Questo festival prende sempre più piede. Noi abbiamo avuto il patrocinio del Re, abbiamo avuto il patrocinio della regione Veneta, del comune di Treviso, della provincia, quindi credo che... Sì. Adesso vedremo ancora un po' di immagini che tu commenterai, eccole. Qui sono bambini che ballano ovviamente con queste vostre danze molto lenta, molto tranquilla. Ma cosa è rimasto di questo festival 2019, Abdallah? Io vedo che nella chiusura abbiamo fatto una serata a Piazza Borsa, e sono venuti quasi 2000 marocchine e marocchini, cioè famiglie, bambini. Un bel numero di persone di sicuro. E anche sono stati tanti italiani, e credo è questo il messaggio che noi dobbiamo dare, perché è importante questo, perché noi non vogliamo essere localizzati soltanto come terroristi, come persone cattive, come persone che non partecipano nella vita sociale. Credo che questa è una bella provocazione per noi tutti. Dottor Gava, lei è stato in Marocco, cosa le è piaciuto, cosa ha visitato? Io ho visto solo Marrakech, una città spettacolare, con una piazza che cambia fisionomia ad ogni ora della giornata. Quello che mi ha colpito di più è questa luce, una luce del tutto particolare, e il fatto che la piazza di mattina sia una piazza di mercato in cui ci sono scambi, la sera diventa una piazza conviviale in cui ci sono un sacco di ristoranti all'aperto che si aprono, street food in cui la gente si incontra, c'è musica, quindi è una città vivace. Poi mi piacerebbe conoscere di più le capitali imperiali, quindi cercare di approfondire la mia conoscenza un motivo per ulteriori viaggi. E lei, dottoressa Marinelli, è mai stata in Marocco? No, purtroppo no, però prenderò spunto da questa occasione. Guardi, l'occasione giusta questa sera, Esatto. ha visto dottoressa Marinelli, Esatto. Allora in questo momento noi dobbiamo andare, perché il tempo sta veramente volando, al Banco Solidale. Un bellissimo trespalle, qualcosa del genere si chiama, per portare tutta la roba, ci serviva proprio. Vedete, lo stanno scaricando nuovo, ce l'hanno regalato la Proloco di Casane sul Sile, guardate che bello, adesso mi ci siedo così mi trascinano dentro. Ti mancava questo? Ci mancava, sì, perché per scaricare quando arriva la roba da Verona, quando ci portano tanta roba, pane, cracker, è bellissimo, guardate. Sì, gli uomini hanno un grande conforto da questo regalo, veramente. Guarda. Questo è una cosa che è utilissima al Banco Solidale, perché dobbiamo spostare i bancali, tutto quanto.
con questo siamo a posto, non dobbiamo disturbare più nessuno. È stata donata perché si sono accorti, anzi si è accorto Angiolino Piva, che lavora qui vicino al Banco Solidale, che noi andavamo sempre a chiedere in prestito questo aggeggio perché ci serviva, perché i pesi che abbiamo sono molto, veramente tanto. E lui, senza dirci niente, ha chiesto al suo direttivo di questa Proloco di Casale sul Sile, che ringrazio tantissimo, questa parrocchia di Casale sul Sile, ha detto: io avrei piacere di dirvi questo per il Banco Solidale al direttivo, e loro hanno risposto subito sì, e hanno fatto una sorpresa enorme, e domenica sono andato a ritirarlo ed è stato un regalo, come dice Gagliano, come ha detto l'Elvira, come ha detto la Marzia, per noi veramente tanto utile, ma soprattutto ci fa risparmiare soldi, perché quei soldi noi possiamo darli per pagare le bollette, per aiutare le famiglie in difficoltà, perciò questo è un'ulteriore prova di solidarietà. Questa ce l'hanno portata ieri i signori Francesco e Gabriella. Ci hanno portato un po' di pasta, ci hanno portato del caffè, del tonno, della passata. Questa della pizzeria Sant'Agostino, il signor Carlo, ogni tanto ci manda delle pizzette già precotte e tutto quanto, solo da riscaldare perché si può mangiare. Anche queste sono sempre bene apprezzate, tanto apprezzate? Sono apprezzate sì, perché intanto sono buonissime, e anche fai presto a mangiarle, perché basta una piccola riscaldata, sei già a posto. Un grazie infinito veramente alla parrocchia di Casale sul Sile, a questi volontari, a questo meraviglioso dono che ci hanno fatto, per noi molto importante, a Angiolino Piva, a Graziano Sartorato, a tutti i volontari che hanno permesso di fare questo regalo benissimo ai veneti schiacciati dalla crisi. Volevo ringraziare anche tutte le persone che questo martedì hanno portato di tutto e di più, però io volevo dare ancora la parola al dottor Gava, perché domenica c'è una manifestazione importantissima. Speriamo che non piova, perché non si sa mai ormai questo tempo. Cosa succederà domenica, dottor Gava? Domenica c'è la corsa in rosa, sì. Sapete che una parte del ricavato viene devoluta anche alla Lilt, Esatto. Quindi speriamo che il tempo sia più favorevole di quello del 5, perché la manifestazione penso che si terrà in ogni caso. E perciò tutti quanti dobbiamo partecipare a questa importante corsa, che è la corsa per la prevenzione. Con quale parole ci vuole lasciare, dottoressa Marinelli? Vi lascio con il nostro slogan: sicuramente prevenire è meglio che curare. Benissimo. Abdallah, quali saluti vuoi fare? No, ma io, essendo che anch'io faccio parte di questa società, sono molto contento di conoscere queste brave persone, che sicuramente loro hanno tutta la voglia di creare una società sana, una società che praticamente deve in qualche modo mettere in testa che bisogna prevenire. Certo. E tu, cara mia, allora cosa facciamo con te? Dobbiamo aiutarti, perché come si può dire di no? Cosa vuoi dire, con quali saluti vuoi lasciarci? Voglio salutare tutti e ringraziare te tantissimo. E allora noi diamo la parola, grazie a voi, invece a questa cantante meravigliosa Alice, che io vorrei riascoltare la seconda canzone, dedicarla a questa corsa in rosa che sarà domenica, ma a tutte le donne che ci stanno ascoltando, e anche noi, ma sì, anche agli uomini. Dai, vai Alice.
per te io non cambierò. Qui io rinascerò, io ritroverò quello che non ho mai perso. Qui io camminerò, io raggiungerò quello che sarò per sempre. Tu oggi capirai che la scelta più importante sarà prenderti il tuo posto. Sì, io sarò così, stella di città, io sarò così. E credi in fondo che sia così, ma senti sempre un nodo in gola, non sai più perché la nostra verità non c'è. Voglio il vento dentro l'anima, no, io non cambierò per te, io non cambierò. Qui io rinascerò, io ritroverò quello che non ho mai perso. Qui io camminerò, io raggiungerò quello che sarò per sempre. Tu oggi capirai che la scelta più importante sarà prenderti il tuo posto. Sì, io sarò così, stella di città, io sarò così. Oggi capirai che la scelta più importante sarà prenderti il tuo posto. Sì, io sarò così, stella di città, io sarò così. Bravissima, bravissima. Ciao stelle di città, buonanotte, a lunedì prossimo, ciao, grazie a tutti.